Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, mercoledì 17 maggio. Un grave incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle ore 19, sulla strada provinciale Arzeron, coinvolgendo un'ambulanza taxi dell'ospedale di Chioggia e un Opel Zafira proveniente da Brondolo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale, ma sembra che la Zafira abbia invaso la corsia opposta, causando lo scontro frontale con l'ambulanza. L'autista dell'Opel Zafira, descritto come un uomo anziano, ha perso il controllo del veicolo, causando l'uscita di strada dell'ambulanza e nell'incidente, nel frontale, anche il distacco del motore dell'auto. Fortunatamente l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale dell'Angelo a Mestre e le sue condizioni non sembrano essere gravi, dovrebbe presentare solo alcune fratture. D'altra parte, l'autista dell'ambulanza taxi è rimasto incastrato nell'abitacolo a seguito dell'impatto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterlo liberare. Poi sia l'autista che l'infermiere sono stati portati appunto soccorsi dai loro colleghi e sono stati portati all'ospedale di Chioggia. L'infermiere fortunatamente non ha riportato traumi significativi. Purtroppo per l'autista sono state riscontrate alcune complicazioni molto serie che hanno richiesto il suo trasferimento all'ospedale di Mestre. L'incidente ha causato la chiusura della strada per diverse ore e sono stati necessari l'intervento di un autogru, dei vigili del fuoco per il recupero dell'ambulanza e la pulizia dei detriti sparsi sulla carreggiata. È ora fondamentale che si faccia luce su questo incidente, ma soprattutto che si assumi la responsabilità di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di una guida responsabile. Non dobbiamo permettere che si alimentino false illusioni o cortine fumogene per nascondere la realtà. L'hashtag It's Not Romea's Fault sottolinea l'importanza di non attribuire la responsabilità alla strada Romea, in questo caso l'Arzeron. Si tratta di atteggiamenti irresponsabili che non contribuiscono di certo a far diminuire gli incidenti. Il maltempo persiste con allerte ed evacuazioni in diverse regioni d'Italia. In Emilia-Romagna è stata dichiarata un'allerta rossa per il rischio idraulico e idrogeologico, con scuole chiuse ed evacuazioni precauzionali. Marche, Sicilia e Campania sono a rischio arancione. La Toscana ha emesso un'allerta arancione per alcune zone. Nel Ravennate si è ordinata l'evacuazione lungo l'argine del fiume Savio, con strutture di accoglienza disponibili. La tempesta Minerva si prevede che continuerà almeno fino alla fine della settimana. A Marradi, comune situato sul versante romagnolo dell'Appennino, si sono verificate frane, smottamenti e cadute di alberi a causa del maltempo, con 5 autovetture bloccate lungo la strada provinciale 20 tra Modigliana e Marradi a causa di frane sia a monte che a valle. Non c'erano feriti, ma la visibilità ridotta ha impedito all'elicottero di soccorso di intervenire. La Protezione Civile del Veneto è stata attivata nuovamente per supportare l'Emilia-Romagna colpita dal maltempo. La Regione ha inviato volontari e dipendenti per fornire aiuto e sostegno ai comuni colpiti, quali Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio e Rimini. La situazione suscita preoccupazione e paura nella popolazione. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato.
Riga, a Sottomarina, ti aspetta. Il Veneto ospita l'avanguardia della tecnologia spaziale. Sì, e partiamo da 250 imprese venete che danno lavoro a circa 5.000 persone e hanno un fatturato di 1,5 miliardi di euro. L'aerospazio, la space economy non è fantascienza ma ha una ricaduta reale e qui portiamo sostanzialmente i nostri gioielli. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha sottolineato l'importanza della ricerca, sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali come motore per la generazione di prodotti e servizi innovativi. Nel Veneto tutto ciò diventa possibile grazie a una filiera aerospaziale solida che registra un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro e impiega oltre 5.000 addetti distribuiti in 260 aziende. Questo ecosistema industriale è già in grado di produrre il 60% dei componenti necessari per costruire un satellite veneto, collocandosi come quarta regione italiana per valore nella filiera dell'aerospazio dopo Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. La regione si posiziona come uno dei principali attori nell'ambito dell'aerospazio in Italia, in linea con le prospettive di sviluppo dell'economia mondiale dei prossimi decenni. Un settore questo che offre opportunità significative in diversi settori, a partire dall'irrigazione alla sanità, all'energia e altro. La cerimonia di inaugurazione della prima edizione di Space Meeting Veneto, promosso dalla Regione del Veneto e dalla rete innovativa regionale AIR, Aereo Space Innovation and Research, si è svolta presso il VTP Venezia Terminal Passeggeri a Venezia. All'evento hanno partecipato numerose personalità, tra cui il vice ministro alle imprese del Made in Italy, il sindaco di Venezia, il presidente AIR, il presidente ABE, il presidente Confindustria Veneto Est e la rettrice dell'Università di Padova, rappresentante Fondazione Univeneto. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. No, la novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. A Chioggia si terrà un workshop sulla tradizione orologiaia nel territorio istro-veneto, intitolato Il tempo della Serenissima. Il workshop è frutto di una collaborazione tra la comunità italiana di Parenzo e l'amministrazione comunale di Chioggia. L'iniziativa si basa sulla ricerca e lo sviluppo storico dell'orologeria artigianale, nata nel XVIII secolo in Val Pesarina e diffusasi in Veneto, Istria e costa adriatica orientale. La ricerca ha portato alla pubblicazione di un volume intitolato Il tempo della Serenissima, itinerari dell'orologia storica tra il Veneto e oltre Adriatico. Il workshop sarà un'opportunità per condividere il percorso di valorizzazione della storia orologiaia e coinvolgerà la comunità di Parenzo, l'assessore alla cultura di Chioggia, Francesco Rota, il dottor Angelo Frascati e il fotografo Cesare Mantovan. Segue a un incontro di presentazione tenutosi nei giorni scorsi nella stessa Parenzo. In questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 17 maggio, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a fare lo speed con Namirial e a dare relativa assistenza. Ciao a tutti!